Da oggi nasce Confindustria Veneto Est. È un passo importante, ma lasciatemi dire, è un inizio, quindi da domani mattina dobbiamo metterci a lavorare prontamente, perché fin dall'inizio ho detto che questo doveva essere un progetto che doveva mettere a terra tanta progettualità. Tra inflazione e crisi globali che si susseguono non c'è tempo da perdere, per questo il presidente designato di Confindustria Veneto Est detta già le sue priorità. Lo fa a margine dell'Assemblea Generale che segna la fusione di Assindustria Veneto Centro, già rappresentativa di Padova e Treviso, con Confindustria Venezia Rovigo, un percorso iniziato da tempo e che segna la nascita della seconda territoriale di Confindustria dopo l'Asso Lombarda. L'obiettivo contare di più in tutti i tavoli nazionali ed europei. Abbiamo il cuneo fiscale più alto dei paesi OCSE, quindi c'è bisogno di tagliare il cuneo fiscale di 5 punti. C'è bisogno di lavorare molto, e qua riguarda il Veneto, sulle infrastrutture. L'elenco è lungo, dall'alta velocità all'esigenza di interconnettere porti e aeroporti. Dopo però bisognerà anche pensare molto e anche con attenzione a tutto il trasporto invece interno al nostro perimetro, e quindi secondo me sarà da valutare in maniera molto attenta il progetto che ancora oggi rimane molto attuale della metropolitana di superficie. Anche sul tema dell'energia, dice sempre Destro, occorre fare di più, mentre un'allerta precisa arriva da Vincenzo Marinese. Io vedo 2 anni veramente critici e chi mi conosce sa che è difficile che sbaglio. Il 2023 e il 2024 saranno i 2 anni e la verità. Se noi non anteponiamo il fare all'ideologia, noi rischiamo di arenarci. E il 2026, quando avremo finito l'attuazione del PNRR, avremo la bellezza di 3.000 miliardi di debito. Cioè il primo bambino che nascerà il 1° gennaio del 2027 si troverà sulla testa 50.000 euro di debito. Non ce lo possiamo permettere. Responsabilità e operatività, da domani si gioca una nuova partita.